Ormai tutto pronto, risolto il problema alla ruota di 1000 Zanichelli. E quindi si stanno radunando i gentleman, quarta corsa. Gentleman sulchi a cavalli di 3 anni, non vincitore di 3.000 euro in carriera. Stanno tutti tornando, si erano un po' allontanati per il cambio della ruota, ma ormai sono tutti a ridosso dell'autostart, gli 11 partecipanti a questo premio Duca di Valentino. Tutti presenti. Tanto cominciamo a leggere lo schieramento. Con l'1 Bimbo di 1000 Zanichelli, 2 Bibi Francis, Leonardo Vastano, 3 Bonjour King Bigi, Filippo Monti, 4 Birichina Pell, Paolo Mazzieri, 5 Bagar, Marcello Becci, 6 Barcellona, Giancarlo Masetti. Seconda fila 7 Brigata Jet, Daniele Dall'Oglio, 8 Birichina Light, Andrea Venezia, 9 Batman Matley, Giuseppe Colantonio, 10 Bio Bio dei Greppi, Nicola Del Rosso, 11 Brigante, Michela Rossi. Numeri più attesi, i primi 3 più Batman Matley in seconda fila. Tanto si va via via a sistemare lo schieramento. Leggermente discosto Barcellona con Giancarlo Masetti che non tiene l'autostart. Problemi per Bio Bio dei Greppi. Stacco della macchina, rompe il 2 di Bibi Francis, numero 2 Bibi Francis squalificato, numero 7 Brigata Jet squalificato, numero 8 Birichina Light squalificato. Per passare al comando con Bonjour King Bigi davanti a Bimbo di 1000. Poi ci sembra l'8 di Birichina Light, intanto in vantaggio il figlio di McGrace SM, Noè Bagar in terza posizione. 400 in 37, siamo sulla curva con in vantaggio Bonjour King Bigi davanti a Bimbo di 1000, Bagar e Bio Bio dei Greppi. Questi sono i 4 che si sono avvantaggiati. Poi vediamo Birichina Pell cercare di inseguire, intanto 47,4 i primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune, cerca di ridurre il ritmo Filippo Monti col cavallo di Manuel Galeazzi, intanto Birichina Pell cerca di ricongiungersi, c'è qualche scaramuccia a centro gruppo, ha provato a uscire il numero 5 Bagara anticipata da Bimbo di 1000, ne approfitta Nicola Del Rosso con Bio Bio dei Greppi per infilarsi all'interno e trovarsi seconda alla corda dietro al battistrada. Quindi arriviamo al chilometro passato in 1:19,2, sempre Bonjour King Bigi in vantaggio su Bio Bio dei Greppi che si è trovato seconda alla corda, Bimbo di 1000 ora deve industriarsi all'esterno davanti a Bagar, mentre prova a tornare in gruppo anche Barcellona, retta di là passato in 14,6, è in netto vantaggio il figlio di McGrace SM, sempre pedinato da Bio Bio dei Greppi, Bimbo di 1000 e Bagar che si è riorganizzata, questi primi 4 che si giocheranno la vittoria. Ultima curva passata dal battistrada in 15,7, retta d'arrivo, in vantaggio Bonjour King su Bio Bio, Bagardi dentro, all'esterno Bimbo di 1000, ultimi 50 metri, Bonjour King Bigi viene a vincere davanti a Bio Bio dei Greppi, mentre lottano Bimbo di 1000 e Bagar per il terzo posto, al quinto Birichina Pell. 1:17,6 la media al chilometro per Bonjour King Bigi. Filippo Monti, Manuel Galeazzi per la signora Annalisa Consoli che viene a cogliere la vittoria da favorito, quota di 1,93 la secondo posto di Bio Bio dei Greppi, mentre rivediamo la lotta per il terzo perché sono molto vicini Bagare e Bimbo di 1000, vediamo sul palo probabilmente Bimbo di 1000, ma sono molto vicini i due al quarto Bagar. Ed è tutto per la quarta di Cesena.